Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone. Siamo in diretta, sono le 21:01, trasmettiamo come sapete in diretta nazionale, quindi salutiamo tutti i cittadini italiani che ci stanno, che hanno il piacere di vederci. Siamo tornati dopo la pausa dei ponticelli vari, sono stati tutti raggruppati, le persone contente, hanno viaggiato, si sono calmate. Adesso però ci agitiamo un po' con le elezioni politiche prossime, quelle europee e amministrative. Oltre 3.000 comuni in Italia, fra cui alcuni capoluoghi di provincia e anche qualche capoluogo di regione, sono pronte per nuove sfide elettorali. Facciamo un po' il punto della situazione dal punto di vista politico con i nostri ospiti che in clima di par condicio, quindi sono stati invitati uno per ogni partito. Quindi partiamo con Marco Schiesaro. Buonasera. Che è candidato sindaco per il comune di Cadoneghe, che è un comune in provincia di Padova, ed è per la Lega. Certo. Marco Schiesaro, benvenuto Schiesaro. A voi, grazie dell'invito. Poi abbiamo invece Sergio Berlato, che è candidato alle europee per Fratelli d'Italia. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, buonasera. Nonché consigliere regionale per il Veneto. Sì. Poi abbiamo Francesco Rizzante, che è presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, che è un comune in provincia di Venezia. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Per il Partito Democratico. E poi abbiamo Giacomo Cusumano, che è invece consigliere comunale di Padova, del comune di Padova, per il Movimento 5 Stelle. Benvenuti. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Bene, ecco, prima uno dei temi principali, così anche come di queste prossime puntate che affronteremo giovedì e venerdì, sarà quello di entrare un po' più nel dettaglio di quelle che sono le caratteristiche personali, gli obiettivi personali e le proprie prerogative di ogni candidato. Sicuramente oggi la facilità di accesso alle informazioni ci permette di acquisire tante nozioni, tante informazioni, tanti pettegolezzi, usiamo questo termine, su ogni candidato, però io ritengo che al di là dei programmi politici che possono essere imposti dall'alto, che possono essere condivisi dalla base, sia giusto che ogni cittadino, prima di fare una valutazione politica, abbia capacità di valutare la persona in base a quelli che sono i suoi desideri, quelli che sono i propri obiettivi personali, le proprie esperienze professionali, perché credo che nella politica conti specialmente anche la persona. Avvicinare la politica ai cittadini è un... Sono Marco Schiesaro, ho 32 anni, sono laureato in scienze politiche con una specializzazione in europrogettazione, quindi in gestione dei fondi europei per le pubbliche amministrazioni. Cosa dire? Sono un amante dei viaggi, moltissimo, e delle lingue. Parlo inglese e francese a livello madrelingua. Ho trascorso buona parte dei miei ultimi 10 anni all'estero, dove ho anche lavorato. Sono imprenditore nel settore alimentare, nella produzione di beni alimentari. E in questi mesi, in questi giorni, sono impegnato nella campagna per le amministrative di Cadoneghe, sono il candidato sindaco, con me sono il candidato per la Lega e insieme a me ci sono altre 4 liste, abbiamo Fratelli d'Italia, abbiamo Forza Italia e altre 2 liste civiche che ci accompagnano nel... Scusate, prima di entrare un po' nell'agone politico, sì. Ci dica una cosa, diciamo, che la imbarazza molto, cosa potrebbe essere? Una cosa che la imbarazza. Ma io sono uno che si imbarazza molto poco, non mi piace una cosa, io odio molto i pettegolezzi. Li trovo delle chiacchiere inutili, che prima si parlava di pettegolezzi, così, no? La parola, ecco. Non mi hanno mai persuaso, quindi mi piacciono le cose dirette, andare sulla sostanza, sui principi, sulle cose, insomma, ecco. Mi piacciono meno i pettegolezzi. Senta, se dovessi fare la domanda ai suoi amici cosa dicono di lei, secondo lei come la descriverebbero come persona? Ma determinato, una persona determinata, presente, volenterosa, dall'altra parte che tendo sempre a impormi, cioè avere sempre l'ultima parola sulle cose. Benissimo, ecco, abbiamo rispettato veramente in maniera perfetta i 2 minuti. Berlato, ci vuole raccontare un po' di lei? Ovviamente lei ha molta più esperienza dal punto di vista politico di Schiesaro e ovviamente questo pesa nel suo background personale e professionale. Il mio nome è Sergio Berlato, sono nato il 27 luglio del 59, sono candidato
al Parlamento europeo per Fratelli d'Italia. Sono segno zodiacale Leone, sono un appassionato di sport, di associazionismo, mi occupo. Ho assolto il servizio militare presso il Corpo degli Alpini e sono attualmente iscritto alla sezione ANA di Schio in provincia di Vicenza. Sono un appassionato cacciatore e pescatore. Queste attività mi hanno insegnato a conoscere e quindi a rispettare, e assieme agli altri portatori della cultura rurale combattiamo per fare in modo da riuscire ad impegnarci per garantire la tutela del territorio, dell'ambiente. Noi non siamo ambientalisti per moda, ma per necessità. Riteniamo che l'ambientalismo non debba essere predicato ma praticato. Noi lo pratichiamo ogni giorno. Berlato, una domanda scomoda: se dovesse dalla sua esperienza prendere qualcosa del passato in politica che non si fa più e rimetterla nei tempi di oggi, cos'è che si porterebbe nella sua esperienza? Ma io ammiro della Prima Repubblica la capacità di fare scuola di amministrazione e scuola di politica. Adesso ci sono delle persone che arrivano a fare i sindaci oppure i deputati e non sanno neppure come si fa una delibera di giunta o un provvedimento. Ritengo sia importante invece la formazione anche della classe politica, perché una adeguata formazione mette nelle condizioni i politici e gli amministratori di poter rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Ecco, bene, invece i cittadini come li vede, più attenti, cioè i social aiutano secondo lei la diffusione delle informazioni? Prima si facevano i comizi in piazza, invece adesso si fa tutto sui social, ci sono molte attività video. Io credo che la formazione migliore che un politico possa avere è quella di avere l'umiltà di stare in mezzo alla gente, per sentirne i bisogni e tradurre la propria azione politica o amministrativa in risposte concrete alle persone. Quello che la politica a volte vede come un granellino di sabbia, in realtà per il cittadino è una montagna da scalare, spesso in splendida solitudine oppure anche con le difficoltà che vengono frapposte magari da una burocrazia asfissiante. Quindi credo sia importante che la politica torni ad essere al servizio del cittadino e non, come per troppo tempo è stata, che pensava che fosse il cittadino ad essere al servizio della politica. Benissimo, grazie allora Berlato. Bene, andiamo a Francesco Rizzante. Francesco Rizzante, lei è Partito Democratico, giovanissimo, già presidente del Consiglio Comunale di San Donà. Ci vuole un po' raccontare di lei? Sì, io ho 31 anni. Vivo a San Donà di Piave, dove appunto ricopro questo ruolo di Presidente del Consiglio ormai da 6 anni, nel senso che sono stato eletto per la prima volta nel 2013, poi sono stato riconfermato l'anno scorso alla tornata amministrativa e sono stato anche riconfermato nel ruolo di Presidente. Evidentemente l'avevo fatto abbastanza bene. Sono laureato in ingegneria, lavoro per una multinazionale tedesca, una multinazionale che si occupa di ventilazione industriale, quindi nell'ambito tecnologico. Sono appassionato di viaggi, credo che i viaggi siano una delle più belle e più arricchenti esperienze che una persona possa fare. Da ogni mio viaggio sono tornato arricchito. Sono appassionato di musica, suono il pianoforte fin da quando ero bambino, adesso un po' meno perché purtroppo il tempo a disposizione è sempre molto poco. E sono sposato da 3 anni e naturalmente vivo con mia moglie. Senta, ecco, com'è il cittadino di San Donatese? Cioè esigente, la ferma per strada, chiede, perché in genere si sa quando si fa i consiglieri comunali, si lavora in comune, molto spesso si è soggetti a pressione dei cittadini. Ma io credo che i cittadini sandonatesi, come tutti i cittadini italiani, siano giustamente esigenti. È giusto che i cittadini esigano da chi li rappresenta il meglio possibile per la loro vita, per la loro serenità. Per cui sicuramente quando mi fermano per strada i miei concittadini mi chiedono di tante cose, di quali progetti abbiamo, dello stato di avanzamento dei tanti cantieri che abbiamo aperto in città in questi anni, ma credo che, ripeto, appunto, facciano esclusivamente il loro dovere e noi amministratori siamo tenuti a rendere conto di quello che facciamo. Benissimo, quindi diciamo che effettivamente siamo nei tempi. Rizzante insomma ci ha fatto capire che sicuramente un'amministrazione comunale che non sia solo burocrazia ma che sia a contatto con la gente è una cosa necessaria e come in un certo senso obbligatoria, perché ci deve essere questo dialogo, ne parlavamo prima, fra la politica e i cittadini, perché altrimenti poi c'è lo famoso scollamento, poi la gente non va più a votare, uno dice ma chi se ne importa di tanto, è lo stesso. Invece la democrazia bisogna difenderla anche ogni giorno, anche andando a bussare al consigliere comunale, al sindaco, e magari non è rompere le scatole, è semplicemente dialogare. Il confronto è importante. Stessa cosa che fa lei, giusto, Cusumano, perché lo sappiamo, come consigliere comunale molto
attento anche a campagne sensibili. Ci vuole un po' raccontare? Sì, mi presento, sono Giacomo Cusumano, 32 anni, sono di Padova, lavoro per una multinazionale energetica, in particolare mi occupo del settore gas, del settore distribuzione. Sono sindacalista per la CGIL, sindacalista RSU e RLSA, quindi mi occupo direttamente anche della sicurezza dei lavoratori per la parte sindacale e di tutte quelle battaglie che hanno i lavoratori per l'aumento dei salari, per il riconoscimento dei diritti e tutto quello che concerne il fatto di avere un posto di lavoro sano. Sono vicino al mondo della disabilità come hobby, come passione, credo che sia un'attività che faccia crescere molto, sono sensibile a questa parte della società e adesso ho intenzione di presentare appunto in comune a Padova una mozione. Mi sono già un attimo accordato con l'assessore alla cultura di Padova che darà più accessi a quello che è il mondo della disabilità per quanto riguarda la frequentazione delle opere artistiche che abbiamo a Padova, in quanto Padova è candidata come patrimonio dell'UNESCO proprio per le opere di Giotto che abbiamo. Sostanzialmente questa è una mozione che vuole aiutare le persone con disabilità a poter usufruire di Padova, perché in questo momento manca una guida, mancano degli accordi, quindi sto cercando di fare degli accordi con quello che può essere magari il servizio civile, mi sto interessando a quello che può essere magari l'interesse che ha l'IPAB e quindi cercare di connettere tutte quelle che sono le attività che permetteranno appunto di usufruire a queste persone. Cusumano, velocemente, siccome mancano pochi secondi, certo. Il suo pregio principale e il suo difetto principale. Allora, il mio pregio principale, secondo me, dopo sta agli altri dirlo sicuramente, sono un appassionato di attività fisica, mi piace avere un'alimentazione sana e pulita e cerco di trasmetterlo in giro perché credo che sia uno dei punti fondamentali che potrebbe aiutare di molto la sanità a livello nazionale. Il mio difetto più grande in assoluto è quello che non riesco a sopportare la maleducazione, ovvero chi magari mastica il chewing gum a bocca aperta o fa rumore mentre mangia, magari durante le riunioni, durante i comizi importanti, durante anche quelle che sono le assemblee pubbliche, quando vedo determinate persone che hanno atteggiamenti di questo tipo davanti alle telecamere o davanti ai giornalisti, proprio mi dà un fastidio altissimo. Bene, ci può stare. Bene, allora ringrazio i nostri ospiti, abbiamo fatto un brevissimo giro, adesso chiediamo a Marco di preparare la pubblicità, quindi un brevissimo giro di conoscenza, abbiamo un po' rotto il ghiaccio come si dice, adesso mandiamo un piccolo stacchetto pubblicitario, rimaniamo incollati al televisore e dopo entriamo nel vivo delle prerogative politiche, vediamo la situazione politica come in Italia, vediamo cosa sta succedendo, chiederemo a Marco Schiesaro che dal mio punto di vista è un modello, veramente lo posso dire da tecnico perché mi piace la comunicazione, voi sapete, veramente un modello di come dovrebbe essere una campagna elettorale perfetta o perfettibile di un candidato che si vuole mettere in gioco. Rimanete incollati al televisore che scopriremo da Marco Schiesaro come si fa.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, 21:16, come promesso prima dello staccato pubblicitario. Ecco, Marco Schesaro della Lega, sta affrontando una campagna elettorale molto impegnativa. Ecco, vi dico da esperto di comunicazione che sto seguendo Schesaro da tempo ed effettivamente sta facendo quello che secondo il mio punto di vista dovrebbe essere l'ideale, ne parlavamo anche con Rizzante prima, del contatto con la gente. Molto spesso la politica si arroga, diciamo, come dire, il diritto, poi magari anche diciamo, determinato dalle necessità di andare avanti, di un po' di passare a se stessa, no? Quando una struttura comunale non dialoga più con i cittadini, questa cosa diventa poi una frattura, si crea un'incomprensione, i territori si isolano, i negozi chiudono, i ladri arrivano, cioè la gente, ci sono i ghetti, insomma. Io credo che veramente le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di creare verde, creare iniziative, dare la possibilità alle persone di vivere i territori in maniera serena, creare sicurezza, mantenere sempre le lampadine accese, quindi veramente presenza. Marco Schesaro, ci spieghi come sta facendo campagna elettorale, perché sono sicuro che i cittadini vogliono saperlo. Allora, la campagna elettorale, come la stiamo impostando noi a Cadone, come la sto impostando io, è una campagna molto diretta. Io sto seguendo i bisogni della gente e i bisogni della gente li senti per strada, li senti al mercato, li leggi sui giornali, li vedi nei social. Quando una persona lancia un allarme, un alert, cioè quando lancia un grido, un bisogno, tu lo devi subito identificare e lo devi raggiungere immediatamente. Come lo raggiungiamo? Bisogna andare sul territorio, bisogna andare nelle parti più profonde della nostra società. Raccontavo proprio prima che noi a Cadone che stiamo raggiungendo una capillarità nel territorio, stiamo andando nelle zone agricole, dai cacciatori che nessuno li ascoltava, dai pescatori, che può sembrare strano ma ci sono anche nei nostri territori, andiamo dentro le case, beviamo il caffè con le persone, con gli anziani. Gli anziani hanno bisogno di sentire qualcuno che parla con il candidato e soprattutto che il linguaggio sia come quello dell'anziano, sia come quello del giovane, della famiglia. Hanno bisogno di averti al telefono. Ecco che noi abbiamo dato, potrebbe sembrare una cosa che tanti fanno, ma pochi probabilmente lo usano bene, quindi la gente ti chiama, devi sapere dove sta, dove abita, chi è vicino, devi andare a casa sua, la devi telefonare, la devi andare ad incontrare 2 o 3 volte, devi avere con te sempre una telecamera che non è un cellulare, una telecamerina, e tu devi immortalare le sensazioni, i bisogni, che i bisogni sono verbali ma sono anche concreti, no? Sono andato a riprendere un agricoltore sopra un trattore, sono andato a bere un caffè con una persona anziana, sono andato a vedermi le carte di tante dimostranze che non sono state assecondate, sono andato all'interno delle bocciofile, all'interno delle zone dove ci sono gli spacciatori, sono andato a incontrare gli spacciatori e quindi ho aperto una sede una sede elettorale in un'area che storicamente è sempre stata monocolore. Mi è piaciuto, scusi se la interrompo, quando mi pare sui social lei ha messo che è andato con molta umiltà, le devo dare atto di andare a prendere appunti di come si fa amministrazione dal sindaco storico di Cadone, che anche certo. un bel gesto. Cioè non esistono argomenti, non esistono temi, non esistono persone di una parte o dell'altra parte politica. Io sono andato a incontrare il signor Bellon, storico sindaco di Cadone, che per 15 anni ha governato il mio paese, sindaco che non era del Partito Comunista ma era della Democrazia Cristiana. Mi ha chiamato, mi ha chiesto di incontrarmi, per me è stato un onore. Ecco che ho quasi tolto via lo scettro a quelli che invece pensavano di poterne disquisire e disporre tranquillamente. Ci sono temi come l'ambientalismo, come le piste ciclabili, come l'Europa, come le lingue, come l'immigrazione, come il sociale, come gli anziani, come le associazioni, che non sono di destra o di sinistra ma sono di tutti, e io ne sto disponendo e ne sto parlando e li sto aprendo a tutta la cittadinanza. Sto coinvolgendo i giovani, il fatto che ci sia un candidato di
di 32 anni in un paese di 16.500 anime, già questo sta creando, diciamo, molto scalpore, e tutti mi arrivano sempre per secondi. Io faccio l'aperitivo all'interno di un bar con la musica, tutti fanno l'aperitivo con la musica. Parlo in piazza con il microfono, tutti parlano in piazza con il microfono. Faccio la foto con la persona anziana, tutti cercano qualcuno per assecondarmi e per venirmi a ruota. Bisogna sempre uscire per primi. C'è un furto, viene spaccato le vetrine di un negozio, come è successo l'altro giorno, tutti i candidati a sindaco a ruota cercano di replicare. Però l'importante è stare sulla notizia, arrivare per primi e cercare di dare una risposta all'interno di un programma elettorale. Se arrivi per secondo in una campagna politica e in una campagna informativa, sei sempre secondo, c'è niente da fare. Benissimo. E questo come lo fai? Con una capillarità di informazioni, utilizzando i social, ma soprattutto con dei candidati che sono presenti in maniera capillare sul territorio. Qui di fianco a me ho Berlato di Fratelli d'Italia, non importa, tanto siamo sempre assieme. Voglio dire, anche loro sono presenti sul territorio. Grazie. Allora, capillarità è il segreto. Aggiungiamo a 4 minuti e mezzo. Allora, Berlato, lei invece è candidato alle europee. Diciamo il governo italiano precedente, Renzi Gentiloni, un'Europa diciamo, come dire, in cui lo Stato italiano è inserito all'interno dell'Europa, quindi un'Europa fatta di banche, di massificazione, di tutti uguali, di potere di Germania, di Francia e di euro, che ha schiacciato purtroppo l'economia debole italiana. La burocrazia in Italia, gli alti costi del denaro e purtroppo, ahimè, l'inefficienza dello Stato italiano e purtroppo la mancata competitività di alcune aziende ci hanno un po' messo fuori mercato, e questa crisi purtroppo l'abbiamo sentita. Al contrario, lei qual è la sua, diciamo, sicuramente in antitesi, strategia politica di questa prossima ambizione elettorale? Guardi, noi come Fratelli d'Italia abbiamo un obiettivo chiaro, che è quello di andare in Europa per cambiarla. Noi siamo europeisti convinti, lo siamo sempre stati, però vogliamo fare in modo che l'Europa cambi per non essere continuamente ostaggio dei grandi gruppi bancari, dei grandi gruppi finanziari che hanno obiettivi ed interessi completamente diversi rispetto a quelli che hanno le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri concittadini. Quindi andiamo in Europa per fare in modo che si capisca che vogliamo essere protagonisti nelle scelte dell'Unione Europea. Noi sappiamo che l'Europa è una fonte di grande opportunità che per essere sfruttate devono essere conosciute. E uno dei miei obiettivi sarà quello di continuare quell'azione che già ho fatto durante la mia permanenza al Parlamento Europeo, di mettere in contatto anche gli enti locali, i comuni, perché possono capire quante opportunità possono essere utilizzate a livello comunitario. Ogni Paese membro dell'Unione Europea finanzia, con una percentuale di poco superiore all'1% del proprio prodotto interno lordo, finanzia le istituzioni comunitarie. E questo è previsto nei trattati. La sfida consiste nel farci dare indietro la maggior parte dei soldi che mandiamo in Europa, attraverso la presentazione di progetti che possono essere presentati dagli imprenditori, possono essere però anche presentati dagli enti pubblici, per fare in modo da riuscire a far tornare indietro gran parte delle risorse che sono nostre, sono soldi nostri, di italiani, e quindi sta a noi l'intelligenza di riuscire a presentare progetti in modo adeguato per poi portare a casa queste risorse e ridistribuirle ai nostri imprenditori, ai nostri concittadini. Bene, allora vuole aggiungere qualcos'altro, ecco, rispetto quindi alla Lega, che anche, diciamo, voi come Fratelli d'Italia come vi ponete? Diciamo, noi siamo sovranisti, l'abbiamo detto in modo molto chiaro. Noi vogliamo che l'Europa sia una confederazione di stati sovrani, non vogliamo che l'Europa sia un superstato come vogliono i sinistri, un superstato che va ad annullare le identità e le sovranità nazionali. Noi vogliamo fare in modo che ci sia rispetto per la nostra sovranità nazionale, per le nostre tipicità, per le nostre eccellenze, lo diciamo con orgoglio. Noi andiamo in Europa con l'orgoglio di essere italiani e vogliamo che tutti ci rispettino, perché da questo dipende la nostra convinta adesione all'Unione Europea. Noi vogliamo continuare con determinazione a difendere la nostra patria e soprattutto l'interesse nazionale. Ci auguriamo che tutti i deputati eletti in tutte le forze politiche, una volta eletti al Parlamento Europeo, capiscano l'importanza di sentirsi italiani, prima ancora che sentirsi di un partito o di un'area geografica. Questo ci consentirà di tutelare meglio il nostro interesse nazionale. Bene, allora è stato breve questa volta Berlato, recupereremo dopo. Allora, Rizzante, in antitesi, come dicevo prima, sicuramente
Renzi, mi ricordo, l'ho citato anche nella mia rubrica giornaliera che ho su Facebook, io la vedo così, Renzi che il giorno dopo che è stato eletto Presidente del Consiglio prende parte e va dalla Merkel. All'epoca, quindi 6 anni fa, 5 anni fa, c'era sicuramente una situazione economica diversa, lo spread eccetera. Ecco, qual è la vostra visione diciamo dell'Europa rispetto anche all'Italia e alle prerogative dell'Italia? Ricordiamo che l'Italia comunque ha dei prodotti tipici alimentari più importanti del mondo come quantità, come qualità, come nicchia, è sicuramente quella che soffrirebbe di più ad omogenizzare un po', livellare un po' la qualità del prodotto, cioè se la pasta è fatta con grano duro non possiamo imporre che sia fatta con grano tenero per fare un piacere ad altre nazioni. Quindi il PD da questo punto di vista come si pone? Ma io credo che a parole siamo tutti convinti del fatto che l'Europa così com'è non funzioni e che vada cambiata. Dopodiché credo che sulle ricette per cambiare l'Europa siamo evidentemente in disaccordo. Noi non crediamo che la soluzione sia alzare i muri oppure allearsi con Orban e con i paesi di Visegrad che vogliono sfasciare l'Europa. L'Europa va cambiata, ma va cambiata dall'interno. E io credo che la soluzione ai problemi italiani non è appunto arroccarsi o di isolarsi dal resto dell'Europa o dal resto del mondo, ma sia quella di lavorare per un'integrazione maggiore. È evidente che noi non dobbiamo essere subalterni alla Germania e alla Francia, questo è chiaro, perché abbiamo la nostra storia, abbiamo anche le nostre specificità, le nostre peculiarità, siamo riconosciuti in tutto il mondo come il paese della bellezza, il paese delle eccellenze e credo che questo tema vada rilanciato con forza. Però chiaramente la soluzione non è allearsi con chi appunto vuole esclusivamente alzare dei muri e costringere l'Italia a un isolamento che di fatto già vediamo, perché in quest'anno di governo, grazie insomma a delle politiche internazionali a mio avviso discutibili, parlo ad esempio dell'accordo che è stato fatto con la Cina. Così, nota a margine, noi abbiamo fatto un accordo, secondo me, sciagurato con la Cina, con un protocollo d'intesa fatto all'ultimo momento in malo modo. Abbiamo venduto le arance ai cinesi, il giorno dopo però Macron ha venduto qualche miliardo di euro di Airbus. Ecco, credo che la differenza stia qui, insomma, stia anche nella reputazione e la credibilità dell'Italia che in questo momento, con questo governo, sicuramente sta soffrendo parecchio. Bene, allora ha conservato ancora un po' di spazio, lo potrà utilizzare dopo. Veniamo a lei, Cusumano, quindi ha detto una cosa molto interessante, rizzante, una cosa che secondo me hanno pensato un po' tutti gli italiani, la famosa via della seta, spacciata come via della seta, poi alla fine un accordo con una superpotenza comunista, perché diciamo che la Cina lo è, non è colpa di nessuno. In contrasto aperto anche con... Prego, è colpa di comunisti. Quindi, in contrasto con l'America, con Trump, eccetera, noi arriviamo lì, facciamo finta di fare un accordo e lo spacciamo come addirittura un toccasana per l'economia italiana. Cusumano. Ma, dobbiamo anche renderci conto un attimo di quelle che sono le superpotenze. Trump ha aumentato i dazi, ha chiuso, diciamo, determinate compravendite, una certa di senso ha chiuso l'apertura un po' americana che c'era. Noi siamo lo Stato Italia in questo momento, abbiamo degli interlocutori importanti come la Cina, sicuramente non è una democrazia, questo è da dire, però rappresenta una fetta importante della popolazione mondiale, la Cina, connessa anche all'India, comunque stiamo parlando di 2 miliardi abbondantissimi, quasi 2 miliardi e mezzo della popolazione mondiale. I cinesi stanno facendo un investimento di 1 miliardo di miliardi, okay? Una cifra enorme che coinvolgerà all'incirca 2/3 della popolazione mondiale. Adesso io sinceramente capisco le preoccupazioni, capisco anche quello che può essere il senso d'ansia che si può avere nel confrontarsi con una forza del genere, ma dobbiamo anche renderci conto che un investimento del genere, un impegno del genere che sta mettendo la Cina ci coinvolgerà per forza, anche se noi non lo vogliamo. L'Italia però ha una peculiarità in più rispetto a tutti gli altri stati d'Europa, che potrebbe essere quello che ci darà, diciamo così, più forza nelle trattative e anche più capacità di commercio all'interno dell'Europa.
ovvero che noi abbiamo i nostri porti che sono accessibilissimi comunque dalla Cina e dall'India, abbiamo la possibilità di far arrivare tramite nave una quantità infinita di merci e di mandare a loro altrettante quantità di materiali. Questo ci permetterà di aprire l'economia. Sottolineo il fatto che si farà attraverso le navi perché non c'è treno, TAV o qualsivoglia mezzo su terra che riesce a trasportare le quantità di materiale che trasporta una nave. Stiamo parlando di un rapporto di oltre 1 a 20 per capirsi, insomma. E quindi è un passo a livello mondiale su cui noi o restiamo isolati o cerchiamo di in questo caso trattare. E la cosa bella è stata che in questo caso siamo stati anche tra i primi stati che hanno deciso di aprire un accordo. Quindi io penso che per quanto riguardi la globalizzazione delle merci, il trasporto, lo scambio di merci, ci debbano essere delle regole, perché altrimenti logicamente si vendono solo i prodotti che costano meno, i prodotti che hanno un costo di produzione molto più basso, e su questo lo Stato deve fare da arbitro in maniera seria, in modo da riportare l'export dell'Italia, che ha avuto un grosso abbattimento con l'ingresso nell'euro, perché purtroppo prima noi esportavamo con una moneta debole, tra virgolette, nel senso che costava meno agli stati esteri comprare dall'Italia proprio perché avevamo una moneta più debole. In questo momento abbiamo deficitato molto dell'export, i dati ne parlano chiaramente perché l'economia comunque è in calo da oltre un decennio, e basta vedere che insomma dal 2001-2002 ad oggi il debito pubblico italiano è aumentato di 1.000 miliardi, sì, esatto. Allora siamo passati da 1.300 miliardi a 2.300 miliardi in questo lasso di tempo. Dobbiamo recuperare lavorando e cercando altre vie di commercio, cercando di far tornare le peculiarità italiane, perché no, anche in Cina, in un paese così distante che però ama molto l'Italia sicuramente. Dato che abbiamo avuto anche l'onore appunto di ricevere grandi istituzioni cinesi che hanno dialogato appunto con il nostro governo. E da qui speriamo ovviamente di trarre quegli accordi che riescano commercialmente a far crescere il PIL e quindi riuscire a buttare giù questo debito pubblico che, ahimè, viene ancora alimentato purtroppo da una politica anche europea di austerity che non ci ha molto aiutato sinceramente. E da qui quindi la volontà di risalire sicuramente. Benissimo, grazie allora Cosumano. Ecco, vorrei fare una domanda a tutti, così poi magari ci dedichiamo 1 minuto e mezzo, 2 ciascuno. Ricominciamo da Marco Schesaro. Ecco, quello che vorrebbero sapere tutti i cittadini, cioè cosa succede dopo il 26 maggio, cioè quindi fra 2 settimane. Quindi in pratica i sondaggi danno per i sondaggi che poi insomma ovviamente vanno valutati per quello che devono essere valutati. C'è una forbice minima e massima, quindi comunque la Lega sicuramente sembra mantenere la buona performance degli ultimi mesi. Fratelli d'Italia in crescita, 5 Stelle che ahimè è in calo, anche conferma delle elezioni regionali recenti, il PD che dopo aver ritrovato l'unità dopo un anno rizzante giusto di lotte interne, forse ecco finalmente di discussione finalmente può fare l'opposizione, quindi sicuramente diciamo più unita. Ecco, però tutti i cittadini vorrebbero sapere cosa succede se questi sondaggi, per 1% in più, 1% in meno, vengono confermati. Lo scenario che si potrebbe aprire. Schesaro. Ma io, diciamo, la sfera magica, la sfera di cristallo non ce l'ho. Io quello che penso è che noi dobbiamo portare a casa un ottimo risultato. In Veneto non vedo grossi problemi, il nostro partito, la Lega, supera in alcuni paesi delle province venete abbondantemente il 40, 46, 47%, solo ed esclusivamente la Lega. Questo perché la Lega è carattere, è territorio, è attenzione ai cittadini e ai problemi concreti. Che cosa succederà a livello governativo io sinceramente non lo so. Mi auguro che quando si firma un contratto lo si porti a termine, perché così è e così è stato deciso. Chiaramente i contratti si fanno in 2, in 3, in 4, bisogna che tutte le parti siano concordi. Invece se mi chiedi che cosa succederà dopo le elezioni a Cadoneghe, quando noi vinceremo, la prima cosa che faremo è formare il governo del mio comune e
mettermi al lavoro e portare a termine e concretizzare tutto ciò che è stato fatto in campagna elettorale, che è stato detto in campagna elettorale, la Lega insieme ai suoi alleati, Fratelli d'Italia, Forza Italia e le altre 2 liste civiche. Io questo mi sento di dire, tanti mi chiedono quando sono in campagna elettorale che cosa succede al governo e cosa fai con questi che sono andati di là, andati di qua. Io da amministratore devo concentrarmi sul mio territorio, sul mio comune, sui 16.500 abitanti, perché questo mi viene chiesto dalla gente e questo farò. No, perché in effetti che cosa sono d'accordissimo, che la cosa più difficile, più impegnativa è mantenere la coerenza con i propri progetti. Ah, sì. Quindi questa è la vera sfida, sono d'accordo con lei, Schesaro. Quella è la vera sfida, è dire ok, ho fatto i filmati, ho raccolto le testimonianze delle persone, poi bisogna fare, perché giustamente è quello penso che sia la vera sfida professionale di Schesaro. Bene, grazie Schesaro. Allora, stessa domanda per lei, Berlato, quindi il 27 maggio lei farà le valigie, andrà a Bruxelles o no? Beh, è una strada che già conosco perché io ho già fatto 3 mandati al Parlamento europeo e di conseguenza conosco bene non solo la strada ma anche tutti i meccanismi di funzionamento delle istituzioni comunitarie, per quello che dicevo già anche partendo dall'amico Schesaro, non appena eletto lui e mi auguro eletto anch'io se gli elettori lo vorranno, ci metteremo subito in contatto per riuscire a trasferire le opportunità dall'Unione Europea direttamente ai nostri comuni, così come faremo con il comune di Cadoneghe. Beh, è facile prevedere che, partendo dal presupposto che quando il centrodestra si presenta unito vince, noi abbiamo l'ambizione, l'auspicio di vincere nella maggior parte delle amministrazioni locali chiamate al rinnovo il 26 di maggio, contestualmente anche alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Con il rinnovo del Parlamento europeo noi contiamo di poter crescere ulteriormente, proprio i sondaggi di questi giorni ci danno come Fratelli d'Italia in continua crescita, addirittura è probabile che saremo il secondo contenitore del centrodestra dopo la Lega. Il nostro obiettivo è quello di creare un contenitore alternativo alla Lega ma alleata alla Lega, per fare in modo da riuscire a dare ancora più forza al centrodestra e fare in modo che torniamo non solo ad amministrare assieme le molte realtà locali, ma andiamo anche a governare insieme, perché credo che uno degli effetti dell'esito del voto del 26 di maggio sarà quello anche di un rimescolamento della situazione politica nazionale. Io mi auguro che gli amici della Lega capiscano, perché lo hanno provato sulla loro pelle, che l'alleanza, il contratto che hanno sottoscritto con i 5 Stelle è un contratto innaturale, perché sono ideologicamente e culturalmente cose diverse tra di loro, lo dimostrano le liti quotidiane a cui assistiamo in questi giorni. Il nostro Paese non ha bisogno di liti, ha bisogno di risposte concrete, non ha bisogno dei no continui dei 5 Stelle, ma ha bisogno di sì alle infrastrutture, sì alle imprese, sì allo sviluppo del nostro territorio, della nostra economia, sì a qualsiasi azione che possa portare a occupazione, non le paghette di Stato come il reddito di cittadinanza pagato tra le altre cose con i soldi dei cittadini, ma vogliamo investire nelle imprese perché sono le imprese che creano occupazione, le imprese che creano ricchezza che può essere distribuita. Le imprese hanno bisogno di risposte concrete, non di chiacchiere, hanno bisogno di infrastrutture, hanno bisogno di sentire le istituzioni, il governo al loro fianco quando vanno a competere sui mercati internazionali. Questo ci impegna a fare in modo da avere un risultato, credo, molto positivo il 26 di maggio, e questo sarà il presupposto di partenza per dare un nuovo governo al Paese e per fare in modo che l'Italia riparta in questa situazione difficile a livello economico europeo e globale. Questo è il nostro obiettivo, vogliamo perseguirlo e raggiungerlo con grande determinazione se i cittadini ci daranno la forza per poterlo fare. Bene, Roberto, lei ha recuperato il tempo precedente a sua disposizione, quindi ecco, andiamo con Rizzante. Rizzante, il PD, lotte interne, discussioni, il segretario sì, effettivamente dopo le elezioni politiche tutti i giornali, anche notoriamente schierati a sinistra, non facevano altro che riempire le pagine su questa lotta fra virgolette, diciamo, perché si sa che nel Partito Democratico fluiscono anime diverse, i comunisti di una volta e Margherita e l'Ulivo.
e quindi poi alla fine è stato trovato l'equilibrio con il nuovo segretario. Ecco, quindi finalmente, anche perché poi io dico sempre che una democrazia è importante anche specialmente l'opposizione, perché mi fa sempre paura pensare a un popolo che vede solo la maggioranza. Finalmente adesso potrete fare l'opposizione, quindi cosa succede quindi, secondo voi dopo il 27 di maggio? Ma io credo che a livello europeo, insomma, il fronte dei sovranisti non sarà maggioranza e questo mette a riparo l'Unione Europea da smottamenti che farebbero male, quindi l'unità dell'Europa sarà preservata. Per quanto riguarda l'Italia, io credo che la novità più importante sarà il risultato della lista unitaria del Partito Democratico. Come ha detto lei, abbiamo vissuto un anno travagliato, ci abbiamo messo forse, anzi sicuramente troppo tempo per fare il nostro congresso e per affrontare il nodo della successione a Matteo Renzi. Adesso abbiamo un segretario che è Nicola Zingaretti, forte del consenso che ha ricevuto alle elezioni primarie, che hanno visto una grandissima partecipazione, più di 1.600.000 elettori che si sono recati ai gazebo per votare nelle nostre primarie. Credo che questo sarà, il risultato del PD sarà la novità più importante. Come lei ricordava, dopo il 4 marzo, io insomma, li ho ancora freschi nella memoria i necrologi che sono stati recitati e scritti da tutte le parti. Tutti davano il PD per morto, in realtà non è così, il PD è vivo e pronto ad affrontare le sfide importanti che abbiamo davanti, posto che insomma, quando saremo nuovamente chiamati a governare troveremo un paese devastato dagli effetti di questo accordo assolutamente innaturale che c'è tra la Lega e i 5 Stelle, un contratto che di fatto è un patto di spartizione del potere, non c'è assolutamente una visione di paese, di futuro dietro questo contratto, ma esclusivamente un accordo di spartizione. Credo che poi l'altra novità rilevante sarà che inevitabilmente il futuro del governo avrà i minuti contati, perché i rapporti di forza, se i sondaggi insomma saranno confermati, si invertiranno e quindi credo che il Movimento 5 Stelle, che rimarrà ancora numericamente la forza maggioritaria in Parlamento, dovrà fare i conti con un ridimensionamento importante legato al fatto che evidentemente da una parte non sta mantenendo le promesse con cui ha ricevuto il consenso degli elettori, un consenso legittimo, ci mancherebbe anche altro, e dall'altra parte sta facendo da stampella a Salvini, consentendogli di andare in giro per l'Europa a farsi le foto davanti ai muri col filo spinato insieme al suo amico Orban. Benissimo, anche lei ha recuperato. Allora Cusumano, hanno attaccato un po' il 5 Stelle, no? I suoi colleghi ospiti, quindi si è parlato di, le faccio questa domanda molto diretta, cioè alla fine c'è questo calo, il PD dice noi l'opposizione la vogliamo fare noi, siamo noi la sinistra, però effettivamente in questi ultimi mesi vi siete un po' dati la fama di Mister No, cioè questo non si fa, la TAV non si fa, queste opere non si fanno, chiudiamo qui, quindi in un certo senso connesso poi al reddito di cittadinanza, che lungi dall'essere poi una manovra giudicata così per forza come negativa o come positiva assolutamente, forse non ha raggiunto lo scopo sperato, è diventato più magari una leva mediatica. Ecco, in questo senso poi chiaramente questo diciamo scontento della popolazione si è riversato poi comunque nelle sconfitte elettorali delle ultime regionali. Ecco, come la vede lei questo 5 Stelle sempre orientato al no, quindi orientato questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa, in un contesto invece europeo dove bisogna pensare invece anche a fare le cose a livello globale, quindi se già in Italia voi siete al governo e non volete fare le cose piccole che ci sono da fare, se andate poi in Europa, quale sarà il vostro contesto di riferimento? Allora, in questo momento sicuramente la domanda è molto ampia, gli attacchi ci stanno, li ricevo da altre parti politiche, sta nella logica politica. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di prendere in mano una situazione sicuramente difficile, ha creato un contratto di governo con la Lega ha accettato, prima è stato sottoposto al Partito Democratico che non ha accettato, potevano esserci loro al governo con noi e sarebbe stato un contratto fuori da schemi ideologici ma vicino ai problemi. E proprio questi ha preso in mano il Movimento 5 Stelle, ha preso in mano i problemi, dell'Italia, ha preso in mano i problemi legati ai più poveri, ha preso in mano i problemi legati alla corruzione.
in questi giorni è stato votato comunque è stato votato la riduzione dei parlamentari, una riduzione drastica di 345 parlamentari che stiamo decidendo di portare avanti. Stiamo facendo molte cose, ma prendere in mano i problemi purtroppo ha lo scotto che molte volte non premia a livello elettorale, premia molto di più fare solo proposte, fare solo propaganda. Quando si vanno a gestire le difficoltà e soprattutto si vanno a trovare delle soluzioni a delle difficoltà, si crea in un certo senso dello scontento, perché ci sono delle parti che vengono lasciate un attimo fuori, come col reddito di cittadinanza. Le persone che lo ricevono, che non avevano niente, che non arrivavano a fine mese, di cui ricevo continue telefonate, messaggi e gli è stata restituita dignità, sono contente, ma la maggior parte della popolazione, che è quella che invece ha un reddito, non è contenta che questi soldi vengano dati a chi ideologicamente viene detto non fa niente. In realtà è un sistema di aiuto alla povertà che è diffusissimo in tutta Europa. In questo momento stiamo proponendo anche il salario minimo, è una proposta estremamente importante, e sono tutta una serie di proposte che purtroppo, e dico purtroppo perché è la prima esperienza anche per me, non premiano a livello elettorale, ma qualcuno i problemi li deve pur risolvere. Anche sulle grandi opere bisogna sempre ragionare in termini di cosa serve, cosa è utile. Molte sono opere anche progettate 20 anni fa, 15 anni fa, in questo momento magari non sono più attuali, quindi aprire i cantieri siccome però. E allora bisogna sicuramente lavorare su tutta quella che è la parte imprenditoriale, l'accesso delle aziende a quelli che sono gli appalti pubblici, e visto che gli appalti pubblici sono quelli in cui c'è anche più corruzione, dobbiamo anche stare più attenti. Bene, grazie, allora il tempo è terminato. Ecco, allora preghiamo il nostro regista Marco di lanciare il nostro stacchetto pubblicitario. Rimanete con noi, ancora sono le 21:47, perché gli ultimi 10 minuti saranno dedicati a domande molto veloci. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network InfoVacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona il numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:49, grazie ai nostri telespettatori, ai nostri ospiti, telespettatori che ci stanno ascoltando fedelissimi. Abbiamo ripreso dopo le pause dei ponti. Ringraziamo il nostro main sponsor, lo vedete dietro di me, Exo01, un'agenzia di comunicazione che non produce solo mezzi di comunicazione, quindi solo siti, brochure, grafiche, eccetera, ma si pone in un contesto di confronto con l'imprenditore, individuare l'analisi, confrontarsi con l'imprenditore e dopo realizzare i suoi obiettivi, perché altrimenti i mezzi di comunicazione non servono a nulla se non sposano perfettamente gli obiettivi dell'impresa. Quindi siamo qui in provincia di Venezia, ma vicini al cuore dell'imprenditore. Bene, grazie a Exo01. Quindi Marco Schiesaro, torniamo alle domande brevissime, adesso abbiamo solo 10 minuti, quindi 2 minuti ciascuno. Il senso
ci dica il senso di una scelta a favore della Lega. Per quale motivo, secondo lei, nelle amministrative, quindi anche a livello europeo, il cittadino dovrebbe votare Lega? Ma Lega vuol dire è territorio, è carattere, sono persone legate alla nostra gente, cioè sono dei candidati che interpretano probabilmente quelle fasce sociali che magari altri partiti delle sinistre hanno cercato così di dar voce e che invece si sono sentiti traditi nei bisogni, negli obiettivi, nei valori, nei principi. Noi diciamo prima la nostra gente, prima i nostri anziani, i nostri giovani, le nostre famiglie, poi tutto il resto del mondo. Io dico sempre un amministratore o una persona qualunque in Italia quando si alza al mattino c'ha una serie di cose che deve fare. Un amministratore quando va in comune, quando va nel proprio ufficio, quando va insomma nelle proprie sedi deve sapere, deve darsi delle priorità in Europa e anche nei comuni. Per noi come priorità nel nostro comune, nel comune di Cadoneghe, sarà appunto la nostra gente, le nostre famiglie, con dei programmi chiaramente ben precisi. Io ho fatto un programma a favore dei giovani, a favore delle famiglie, pensate, sembra una cosa straordinaria, ma noi abbiamo tolto la prima casa come elemento di superamento della prima casa, cioè tanti italiani si vedono esclusi perché sono proprietari della prima casa e quindi non entrano in tanti benefici del comune di Cadoneghe. Chi ha una prima casa se l'è sudata, ha lavorato una vita e non vedo perché deve essere escluso. Penso ai nostri anziani, le cure di prima istanza, i codici bianchi, visto che si parla di Europa, noi manderemo i nostri giovani dai 18 ai 30 anni a fare i viaggi in Europa, viaggi di studio e di lavoro, 3 mesi fuori dalle nostre case per andare a imparare una lingua, per andare a imparare un lavoro, poi c'è tutto il tema ambientale, quindi votare Lega vuol dire votare la propria gente, votare per il proprio territorio. Benissimo, Schisaro, lei parlava di giovani, principalmente, ma i giovani cosa le chiedono in particolare, se dovesse usare un termine per definire, sintetizzare le richieste dei giovani? I giovani chiedono cambiamento. C'è niente da fare, io quando parlo con loro e ho i brividi, quando parlano con loro mi dicono Marco bisogna cambiare e mi dicono sempre porta più vita nel nostro comune e rendi soprattutto Cadoneghe un comune un po' più europeo e un po' più aperto e interconnesso con per esempio Padova e interconnesso di più con l'Europa. I comuni, cioè i nostri giovani girano, i nostri giovani sono preparati, conoscono le lingue, cercano lavoro e sono iper specializzati, i nostri giovani scappano e non è possibile, noi mandiamoli fuori a studiare, a imparare lingue, ma poi riportiamoceli a casa. Ecco che un sindaco deve creare quelle opportunità di lavoro, quelle aziende, le grandi aziende del territorio. Quindi in Veneto abbiamo delle grandi eccellenze. Basta città ghetto. Basta città ghetto, anche ieri mi hanno detto cosa pensi dell'immigrazione, di tutte queste cose. L'immigrazione abbiamo capito, tutti è una risorsa, però negli ultimi anni abbiamo avuto un'immigrazione incontrollata. Oggi la società italiana è devo interromperla. Basta creare ghetti nelle nostre città e nelle nostre scuole. Grazie Schisaro. Allora, Bernardo, invece Fratelli d'Italia ha comunque affrontato storicamente i temi del sociale, che poi paradossalmente in un certo senso temi che dovevano essere prerogative di altri partiti, secondo il mio punto di vista, quindi il Partito Democratico in primis, che invece dal mio punto di vista si è orientato su ius soli e migranti, invece alla Fratelli d'Italia la difesa dei valori sociali dell'Italia. Prego. Vabbè, innanzitutto per i giovani, per dare una risposta alle esigenze dei giovani, i giovani hanno bisogno di prospettive e soprattutto di lavoro. La risposta a chi non ha un lavoro non è la paghetta di Stato, detto reddito di cittadinanza per quel che si riguarda. La risposta a chi non ha un lavoro è dare un lavoro, perché il lavoro non è solo uno stipendio, il lavoro è dignità, rappresenta una prospettiva, la capacità anche di potersi creare una famiglia e di poter guardare al futuro con entusiasmo. Noi abbiamo convintamente combattuto la battaglia per la difesa della famiglia e continuiamo a farlo. L'unica famiglia che noi concepiamo, la sinistra ritiene che famiglia sia qualsiasi unione tra due persone che si vogliono bene, magari anche dello stesso sesso. Noi riteniamo che invece vada tutelata l'unica famiglia che è quella naturale, che è quella che è composta da un uomo e una donna e dal frutto del loro amore che sono i figli. Questa è l'unica famiglia che è lo scrigno che conserva i valori che sono alla base fondante della nostra società. Vogliamo anche dare delle risposte concrete per quanto riguarda
dei nostri punti di forza, che sono la legalità, la lotta alla corruzione della pubblica amministrazione. Io ho perso il mio posto al Parlamento europeo, che spero di riconquistare adesso col 26 maggio, perché ho denunciato i ladri del Mose, e per questo ho avuto in risposta una ritorsione che mi ha tolto dalle liste per il Parlamento europeo. Ecco, per dire legalità, giustizia, risposte concrete ai cittadini, ai nostri pensionati. I pensionati, guardate, incredibile, negli anni scorsi i governi sinistri hanno stanziato 5 miliardi di euro all'anno per garantire questa falsa accoglienza che andava a finanziare le cooperative più o meno rosse. Noi riteniamo che ai nostri pensionati debba essere garantito almeno lo status di rifugiato, perché dopo aver lavorato una vita, i nostri pensionati hanno 400-500 euro al mese di pensione. Magari all'ultimo che arriva dall'altra parte del mondo viene garantito, lo Stato spende più di 1.000 euro al mese, e questo è assolutamente inconcepibile. Rispetto per i nostri pensionati, hanno reso grande l'Italia e a loro va riconoscenza. Benissimo, grazie Barlato, in tempo perfetto. Allora Rizzante, prima abbiamo parlato dello ius soli dei migranti e questo aspetto dell'antifascismo che viene fuori ogni tornata elettorale, che diciamo, io mi ripeto, lo sapete, mi intendo di comunicazione, non fate altro che fare pubblicità ai partiti estremisti. Però ecco, come mai il PD non si schioda da questi cardini? Perché non pensa diciamo, ai problemi sociali dell'Italia? Ma non c'è dubbio che noi abbiamo sottovalutato il problema, e credo che una delle cause della sconfitta del 4 marzo sia proprio questo, nel senso che ci siamo concentrati troppo sui dati macroeconomici e non abbiamo visto arrivare l'onda derivante da un sentimento legittimo, che era quello della difficoltà a arrivare a fine mese e della difficoltà delle persone a vedere un futuro per se stessi e per i propri figli. Dopodiché non mi sembra che in questi 11 mesi di governo le cose siano cambiate, perché lasciatemelo dire, insomma, è vero che forse noi ci siamo concentrati troppo sui dati macroeconomici, però è anche vero che da 11 mesi a questa parte i dati macroeconomici sono tutti negativi, perché non c'è sviluppo, non c'è crescita, crollano i fatturati delle aziende e soprattutto crolla la fiducia. Lo dico non tanto da amministratore ma quanto da manager di azienda che gira le aziende del nord Italia. Tutti gli imprenditori che incontro mi dicono: guarda, noi non abbiamo fiducia nel futuro, noi siamo fermi, siamo inchiodati, siamo impantanati. E questo è l'esito, il risultato più eclatante di questo sciagurato patto di governo che in questo momento regge le sorti di questo Paese. Per cui noi da questo punto di vista, insomma, mi dispiace per il collega Berlato che pensa che noi siamo inchiodati a ius soli e a dare sostegno agli immigrati, perché voglio dire, insomma, lo dico in questo caso da amministratore, una delle prime cose che ha fatto Salvini è stato smantellare i bandi SPRAR, che erano gli unici che davano un minimo di accoglienza diffusa e affrontavano il problema. Io non sono di Salvini, affrontavano il problema, e adesso abbiamo gli immigrati in giro per la strada che nessuno sa dove sono, ma d'altra parte questo fa parte della strategia, che è quello di alimentare la paura e di alimentare la xenofobia, che in questo momento secondo me è insomma un sentimento molto preoccupante, rispetto a cui credo vada fatta una riflessione. Senta Cusumano, effettivamente questo governo, un po' le accuse che vengono fuori dagli altri suoi ospiti colleghi, ha fatto molto poco per le imprese. Ma noi stiamo investendo 1 miliardo per le nuove start-up, stiamo facendo una conversione di tutti quelli che sono gli incentivi statali alle imprese, nel senso che devono entrare anche nel tema ambientale, perché su questo sicuramente c'è un impegno grosso da parte di tutta l'Europa, perché riconosciamo che c'è una difficoltà ambientale globale. Con il reddito di cittadinanza le persone inserite non riceveranno più il reddito di cittadinanza perché riceveranno lo stipendio, ma lo stipendio andrà a carico, il reddito di cittadinanza andrà sostanzialmente all'imprenditore per i mesi rimanenti. Stiamo lavorando soprattutto per quello che riguarda i corsi di formazione, quindi cercare di preparare sempre di più a nuove professionalità, non solo i giovani che già studiano, ma anche le persone che magari hanno perso il lavoro a 50 anni e 30 anni fa avevano iniziato un lavoro che all'epoca era innovativo, oggi lo è meno perché magari sostituito da una macchina o sostituito da altro tipo di tecnologia, quindi andare a formare queste persone.
sono processi lenti, perché se vogliono essere efficaci devono avere un tempo ben oltre gli 11 mesi. Adesso vediamo dei dati positivi che sono legati sicuramente all'aumento dei contratti stabili a tempo indeterminato, da quando abbiamo appunto inserito quello che è la clausola che serve per licenziare un dipendente. Oggi, se c'è una giusta causa, può licenziarlo; se non c'è una giusta causa, deve riconoscergli quantomeno del denaro in più. Questo ha portato una stabilizzazione e quindi abbiamo delle persone con un contratto più stabile nel tempo, che riescono anche a fare investimenti, a prendersi una casa, a prendersi una macchina, magari a fare un figlio. Sicuramente c'è molto da fare ancora, il processo è lungo, ma come ho detto prima abbiamo deciso di prenderci in mano i problemi di questo paese, e purtroppo a livello elettorale non premia, ma a noi non interessa che premi elettoralmente, a noi interessa risolvere il problema. Bene, in questo grazie. momento abbiamo visto un più 0,1%, insomma è un piccolo segnale, non è tantissimo, speriamo aumenti di molto sicuramente. Sicuramente bisogna lavorare anche, Cusumano, sulla fiducia, che è una cosa più importante, perché un imprenditore senza fiducia non fa niente. Va bene, io ringrazio i nostri ospiti: Marco Schiesaro, candidato sindaco di Cadone, che la provincia di Padova per la Lega. Grazie. Sergio Berlato, candidato alle europee per Fratelli d'Italia e consigliere regionale del Veneto. Grazie per la squisita ospitalità, buonasera a tutti. Francesco Rizzante, presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, provincia di Venezia, per il Partito Democratico. Grazie a voi per l'ospitalità. Giacomo Cusumano, consigliere comunale di Padova per il Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, buona serata. Bene, io ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito, spero che la nostra trasmissione sia stata utile per dare indicazioni sulle vostre preferenze politiche. Grazie e alla prossima.